Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo dei mondi che ci circondano, che ci permeano, che ci guidano, che ci condizionano, che ci fanno fare delle cose che fondamentalmente magari noi non riusciamo o non vogliamo o praticamente non capiamo che siamo teleguidati. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegarda, al mio canale, se sei qui di passaggio, è la prima volta che entri nel canale Maria Veneziano, vi ricordo anche che abbiamo due gruppi, il primo in Face, il primo Radionica, Radiestesia Teologia del Ermetismo, il secondo è quello dei casti sacerdotali. In totale abbiamo più o meno gli amici che ci seguono su Radionica Radiestesia Teologia del Ermetismo sono sui 1800 e sui 650 quelli dei casti sacerdotali. In più abbiamo un gruppo di Telegram, i link sono sotto qui in descrizione. Abbiamo un sito, il sito del capitano, che ha anche una sezione shop dove si può comprare, ad esempio, questo amuleto magico da 150 euro più 10 euro di spedizione, più altri prodotti ritualistici di qualità e di spessore. Bene. In più, nella sezione del capitano, ormai per chi segue Melezio sa che ci sono 20 ebook che si possono scaricare gratuitamente e con tanti circuiti radionici quadranti radiostesici. Ne hanno già scaricati dal 2015 175.000. Praticamente il Marito Veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni e 200.000, 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiostesici con tanto di istruzioni. Bene, iniziamo un po' a parlare di questi mondi, no? Perché qualche anno fa, per chi praticamente è un pochettino datato, c'era cioè questa onda di New Age che si cominciava a parlare di salti quantici, arrivano gli extraterrestri, ci salveranno, arriva la Madonna di Fatima, insomma, quelle cose lì, no? Si cercava sempre qualcuno che arrivasse da fuori a salvare il nostro fondosceno. E se qualcuno diceva, no, guarda che fra un po' nel 2020 arriverà, come il Marietto, arriverà una bidonata di cioccolata, la gente chiaramente bannava, perseguitava. Insomma, quando io davo i circuiti radionici gratuiti e dicevo, guardate che dal 2020 in avanti arriverà una bidonata, un treno pieno di cioccolata, venivo bannato, insomma, ne dicevano tutti i colori. Adesso siamo nel 2021, qualcuno ha fatto il salto quantico dopo come si dice, il vaccino, perché chiaramente un 10%, come dicono la TV, i vari personaggi, e per un 10% della popolazione questo vaccino, alcuni vaccini hanno sicuramente delle controindicazioni importanti. Quindi un po' si sta realizzando quello che il Marietto dal 2010-2011 aveva cominciato a dire. Certo, nel 2012 un salto quantico c'è stato perché la Siria si è parato sullo schermo. Ma questo è un discorso macro. Adesso facciamo un discorso mini, no? Insomma, terra a terra, cioè un discorso che c'entra noi stessi. Noi quando nasciamo e abbiamo già la prima botta, no? Quando mettiamo fuori il naso in questo mondo, la prima botta sono gli influssi estranei, le stelle, i pianeti e chi più ne ha più ne mette, che condizionano, creano dei buchi nel nostro corpo eterico. Poi nasciamo, cresciamo, andiamo a scuola, ci dicono cosa dobbiamo fare, che siamo, se siamo figli di un direttore di una multinazionale abiteremo al quinto piano, se siamo figli di una persona semplice abiteremo non al quinto ma al primo e via dicendo. No, la vita è un po' fatta a scalini, ascensori e via dicendo. E andiamo a scuola, ci dicono più o meno cosa siamo e via dicendo. Poi dopo a un certo punto cominciamo a capire, per quelli che si cominciano a svegliare, che esiste il karma e cominciamo a capire che ci sono persone che, anche se nella vita ti metti a parlare con queste persone, vedi che non hanno spessore, però qualsiasi cosa che loro toccano, no, cadono sempre in piedi e diventa oro. E ti domandi, ma com'è possibile che quello lì avrà anche studiato, ma se ci vivi insieme, se ci... perché c'è il karma? Il karma è molto probabilmente questa persona
nella vita precedente ha avuto una vita dura, e però vi ricordo una cosa, che nel 1700 tutti avevano avuto, il 99% della popolazione ha avuto una vita dura. Io da piccolino sono stato trasportato nel 1700 a Parigi e mi ricordo che in alcune vie, no, c'erano persone che continuavano a gridare, a morire di fame in mezzo alla melma, in mezzo a tutto. E quando ho parlato col capitano di Alpini di Torino mi diceva, guarda, che tutti in quel periodo storico lì vivevano così. Quindi diciamo che quelli che materialmente in questa vita stanno bene è perché sono stati, tra virgolette, scelti dal buon Dio, e gli ha dato un karma buono. Non è che se uno ha un karma cattivo in questa vita è perché nella vita prima era un re, no? Però diciamo così che nella fortuna, no? Il karma viene detto quella persona che con un dito tocca e diventa tutto. Poi è chiaro che nella vita dopo c'è l'asticella, no? La lignella, la livella, come diceva Totò, no? Che dopo bisogna portare e avere il conto. Però, c'è un però ci sono alcune persone che vivono, allora, il primo mondo è quello che abbiamo detto, voi uscite, pom, vi beccate gli influssi estranei, no? E poi incominciate a capire che esiste l'astrologia, se uno è nato in un determinato periodo dell'anno ha questi influssi estranei, meno. Poi cominciate a vedere che c'è il karma, no? E vivete in un altro mondo, cioè c'è prima l'influsso astrale che ti guida, no? O che ti fa sentire i gradini della vita, e poi c'è il karma, cioè tu prendi anche una legnata perché sei nato in un determinato periodo dell'anno, però il karma pom, ci mette un cerotto e via, funziona sempre tutto quello che tocca a livello materiale. E questo è il secondo mondo. Il terzo mondo chiaramente è quello delle egregore, no? Ci sono queste egregore, queste forme di pensiero che sono quasi animali pensanti, diciamo così, che non hanno coscienza, che sono stati costruiti dai maghi in antichità e che stanno pilotando questo mondo. Quindi un terzo mondo, no? Quindi noi nasciamo a quinto piano ricchi, che basta toccare, non so, qualsiasi cosa diventa oro, che però poi viviamo in questa egregora che potrebbe essere una religione di Stato, che potrebbe essere una squadra di calcio, di hockey e via dicendo, no? E questo è il terzo mondo, si può definire, no? Viviamo praticamente sotto gli influssi estrani, con un karma buono o meno buono, con queste egregore in cui ci appiccichiamo, no? Che ci guidano inconsciamente. E quindi di conseguenza magari c'è gente che è piena di soldi e a domenica o corre in chiesa o corre a vedere la partita di calcio o di pallacanestro perché ha dentro queste forme di pensiero. Ma non finiscono questi mondi qua, no? Queste egregore che mangiano oppure entrano nella massoneria per fare una scalata e via dicendo. E poi c'è ancora un altro mondo, il mondo del DNA, no? Che praticamente queste persone nascono sotto gli influssi planetari, nascono col karma buono, nascono sotto un'egregora potente, non so, la massoneria, la chiesa, quindi tutto fa brodo sempre, e però c'è il karma, cioè scusate, il DNA. Ma cos'è sto benedetto DNA? Io ve l'ho detto, non ci ho mai creduto fin quando non ho visto qualcuno che faceva una cosa tramandata dalla nonna, da bisnonna, dalla nonna, dal padre. Avevo un anno e quindi era impossibile che sapevo cosa aveva fatto la bisnonna 150 anni prima. E mi sono reso conto che la cinetica proprio ci mette una bella manata sopra. Quindi ci sono persone che vivono in tutti i mondi buoni, no? Buoni flussi planetari, buoni, come si dice, karma, buon egregora, sono entrati in egregora giusta, no? Sono santoni, magari sono pieni di soldi, però qualsiasi cosa che toccano, però vanno a meditare sul Tibet, no? Però c'è un però. Quando entriamo a capire che esiste anche il DNA, no? Ci rendiamo conto, ad esempio, in quelle persone che si sposano e dopo 3 anni finiscono gli ormoni, no? Magari karma buoni, influssi astrali buoni, egregore buone. A un certo punto questo tipo, questa tipa in casa, no? Perché è finito
l'era dell'ormone, no? Che fa vedere tutto rosa e viola, si rende conto che questo tipo qui parla in un modo che prima non riusciva a vedere. C'era, ma non riusciva a vedere, e si dice, no, questa persona qui come fa a parlare in questo modo? O cosa fa in questo modo che prima non vedevo? Magari c'era sempre stato. O esce sporadicamente. È il DNA, è il DNA che glielo dà un antenato. Un antenato che se non stinco di santo si becca una benedizione, se era, e può essere dentro questi vari mondi, no? E l'egregola, il buon karma, i buoni flussi planetari e astrali che modellano il corpo eterico, ma il DNA, cari amici, no? Ve lo dà il buon Dio. E se per disgrazia siete nati da persone, da antenati che erano dei criminali, no? Adesso io non sto dicendo che negli Stati Uniti perché hanno deportato i criminali, persone, hanno massacrato gli indiani, quelle persone che nascono negli Stati Uniti sono dei criminali che perché hanno il DNA dato da centinaia di migliaia di persone deportate là, che poi hanno creato questo Stato. Sto dicendo questo perché mi ha detto queste cose non esistono. Però si vede che certe, tra virgolette, popolazioni, certe strutture o certe famiglie, no? In piccolo, no? A un certo punto, oltre a essere magari ricchi, andare sempre nella corrente giusta, massoneria, alla Chiesa di Stato, avere magari la protezione astrale perché sono nati sotto gli influssi planetari giusti, però hanno un DNA claudicante e sono terribilmente cattive. O buoniste, perché vi ho spiegato in altro episodio che esiste il buonismo, esiste la persona giusta, che sono due cose differenti. Il buono creerà un mostro in un'altra parte del pianeta, e invece la persona giusta creerà la correttezza e di conseguenza modificherà un po' tutto nel futuro. Quindi a tutte quelle persone che gridavano arrivano gli angeli colorati, arrivano gli UFO, arriva la New Age, arriva di qui, arriva di là nel 2010, il vostro Marietto vi ha spiegato nel 2010, nel 2012, nel 2015, che nel 2020 sarebbe arrivata una vagonata di cioccolata. Adesso questa vagonata, visto che siamo sotto questi influssi planetari terribili, la stiamo vivendo. Prima abbiamo visto un po' la crisi, adesso vediamo un po' con questo virus che sta insomma facendo dei danni economici al tessuto sociale, e quindi si cercano di mettere dei cerotti. In TV sentiamo tutto di più insomma, ne sentiamo di tutti i colori, no? Showman che si prodigano a essere dottori e dottori che cercano di frenare questi showman che effettivamente magari sono lì nel posto sbagliato. Però questo è quanto che abbiamo di possibilità per informarci, no? Io vi ho sempre detto che è karmico, cioè nel senso se uno si fa il vaccino e ha un buon karma sicuramente supera l'ostacolo, se uno ha un cattivo karma purtroppo arriverà in modo diplomatico, l'asticella verrà fermata. E allora lì bisogna fare delle pulizie, io ho già spiegato che mi ha contattato per questa cosa, però cosa voglio dire? Tornando al DNA, se uno ha un DNA terribile, è difficilissimo che possa essere cambiato se si supera i 3 anni. Mi spiego. Il DNA ormai modella la persona di nascosto, e entro nei primi 3 anni, no? Le persone, se vengono guidate con delle metodologie particolari, no? Queste persone nella vita potranno, tra virgolette, modificare leggermente il DNA. Se invece dopo 3 anni si cerca di fare qualcosa, la cosa diventa molto difficile. E se lo scoprono tante persone che magari si sposano il campione di qualsiasi cosa, karma buono, influssi planetari buoni, egregore buone, però a casa è del coccio, no? Dietro le quinte, quando cala il sipario, il palcoscenico è spento, la persona lo vede com'è e dice, ma chi è questa persona qua? È il DNA. È il DNA di un antenato che molto probabilmente neanche questa persona sa e lo sta pilotando. Quindi per risolvere questa situazione il Marietto veneziano già in tanti anni ha dato dei circuiti, non è che si può praticamente tagliare il DNA, si può ammorbidire con la buona volontà, ma almeno sapere che esiste questo mondo qua. Bene cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima video.